Incendio ad Urbana, brucia un ex deposito di materiale plastico, paura per la nube nera visibile da chilometri, super lavoro dei vigili del fuoco. Con un pugno uccise l'imprenditore giapponese Tominaga Udine, il ventenne di Marino di Piave, Samuele Battistella, condannato a 12 anni per omicidio preterintenzionale, 2 anni entrambi giovani complici. Tragico incidente a Trevenziolo nel Veronese, 71 anni in scooter si scontra con un'auto, finisce a terra e viene travolto e ucciso da un'altra vettura. A Vicenza schianto tra moto, grave una donna incinta. Dalla striscia di Gaza agli ospedali di Verona e Padova, domani arriveranno in Veneto 4 bambini tra 1 e 8 anni feriti e bisognosi di cure mediche altamente specialistiche, l'annuncio di Zaia. Prima le offese, poi una pesante minaccia alla polizia locale. L'autore del post individuato e denunciato è successo a San Stino di Livenza. Mentre l'amico guida, 18enne di Chioggia, sale sul tetto dell'auto per riprendersi col telefono, ma la cosa non sfugge ai carabinieri bloccati, denunciati a piove di sacco i 2 ragazzi. Nella ricorrenza del primo giorno della battaglia dell'Ortigara, i rievocatori del gruppo Montegrappa Battaglione Bassano si preparano a sfilare alla dunata di Conegliano con le divise dell'epoca di lana grossa e gli scarponi chiodati. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione regionale dei nostri telegiornali. Prima di iniziare con le notizie, il sondaggio di Ring, oggi tutto politico, si parla di terzo mandato e vi chiediamo se secondo voi Meloni debba riaprire la partita dopo l'apertura che è stata fatta proprio dai suoi colleghi di partito in settimana. Sì o no, se siete o no d'accordo ai numeri che vedete in sovraimpressione, continuate a votare fino alla puntata di Ring questa sera alle 21. Iniziamo con la cronaca. Un pauroso incendio oggi ad Urbana, brucia un ex deposito di materiale plastico, siamo nel Padovano. Una densa colonna di fumo nero, ben visibile anche dai comuni vicini. Sono le 14 circa quando ad Urbana, nella bassa padovana, divampano le fiamme in un'ex azienda ormai in disuso in via Corsarelli. All'esterno, all'interno del capannone, sono stipate ingenti quantità di materiale plastico e il rogo si propaga rapidamente. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Padova e di Este, che sono riusciti a contenere le fiamme e numerosi focolai attivi. Il sindaco di Urbana, Michele Danielli, su consiglio della Protezione Civile, ha emanato un'ordinanza per avvisare i cittadini di chiudere bene le abitazioni per evitare di respirare il fumo acre. Noi abbiamo scritto immediatamente, adesso il problema non c'è più, nel senso abbiamo scritto immediatamente attraverso i nostri canali social, Facebook e WhatsApp, di tenere subito chiuse le finestre e di uscire eventualmente con le mascherine. Questo l'abbiamo fatto quasi nell'immediato. Situazione sotto controllo, non c'è più nemmeno fumo. Il vento ha spinto il fumo anche verso Casale di Scodosia e anche il sindaco Marcello Marchiora ha emanato un'ordinanza per invitare i cittadini, se possibile, a rimanere in casa e non aprire porte e finestre. Una volta domate le fiamme, i vigili del fuoco cercheranno di capire le cause del rogo che, secondo i primi riscontri, è divampato all'esterno. È stata emessa oggi la sentenza per la morte di Shinpei Tominaga, condannato a 12 anni Samuele Battistella. Per l'omicidio preterintenzionale di Shinpei Tominaga è stato condannato solo Samuele Battistella. Per Daniele Vedam e Abdallah Jouma è caduta l'accusa di concorso morale. Sono stati assolti quindi dal reato più grave e condannati per le lesioni aggravate ad Alexander Petrov e Giuseppe Venturini. Così ha deciso il giudice per l'udienza preliminare Roberta Paviotti, oggi nel giudizio abbreviato. Il GUP ha accolto quasi in pieno la richiesta del pubblico ministero, Laura Collini, per Samuele Battistella, condannato a 12 anni di reclusione, in luogo dei 12 anni e 4 mesi richiesti dal pubblico ministero. Per Daniele Vedam e Abdallah Jouma la condanna inflitta è di 2 anni di reclusione. Per tutti e 3 non c'è la sospensione condizionale della pena, stabilita una provvisionale complessiva di 200.000 euro per Battistella in favore della moglie, del figlio e del fratello di Shinpei Tominaga e di Giuseppe Venturini, l'amico di Tominaga aggredito da Vedam e Jouma nelle fasi concitate dopo il colpo al volto di Shinpei sferato da Battistella all'interno del buonissimo kebab. Tutto era cominciato in via Sarpi davanti all'Osteria Teresina e al Bed and Breakfast Sarpi 21 nella notte tra il 21 e il 22 di giugno del 2024. 2 operai ucraini incrociano i 3 ragazzi che li aggrediscono e ad avere la peggio è Alexander Petrov, che grazie anche all'aiuto di una passante riesce a fuggire dalla furia degli aggressori e corre a chiedere aiuto e riparo in via delle Pelliccerie, infilandosi nel buonissimo kebab. Tominaga era lì adagiato al bancone in attesa di ricevere la consumazione ordinata, chiede ai ragazzi di finire lì e andare via.
Battistella gli si avventa addosso e lo colpisce al volto. La procura aveva puntato sull'omicidio preterintenzionale per tutti, considerando il concorso morale per Vedam e Jauma e materiale per Battistella. La difesa dei due coimputati di Battistella ha sempre sostenuto che il concorso non fosse contestabile, in forza anche di una pronuncia del Tribunale del riesame che in sede di esame del ricorso per la scarcerazione di Vedam e Jauma si era già espresso in tale direzione escludendo il concorso morale. Analoga posizione era stata assunta dalla Cassazione nel ricorso contro la pronuncia del Tribunale della Libertà presentato dalla Procura di Udine. Nonostante tutto, il pubblico ministero ha mantenuto la linea del concorso, ma la tesi non ha retto davanti al GUP. Non si esclude che la Procura possa presentare appello dopo la lettura delle motivazioni, che saranno rese note entro 90 giorni. Siamo al giallo di Fontaniva, la Procura di Padova ha aperto un'inchiesta. Non ha mai avuto problemi con nessuno. La famiglia di Fatos Cenai non sa immaginare chi possa avercela con il 58enne al punto di aspettarlo in aperta campagna e sparargli un colpo in testa. L'uomo ricoverato in terapia intensiva a Padova da domenica lotta tra la vita e la morte. Le sue condizioni sono stazionarie ma gravissime. Non ci sono segni di ripresa. La Procura di Padova ha aperto un'inchiesta per tentato omicidio. Verrà affidato un incarico ad un medico legale per condurre accertamenti sulle ferite alla testa e sulla traiettoria del colpo. L'attacco effettuata in ospedale al momento del ricovero di Fatos Cenai ha evidenziato 2 fori, uno d'ingresso e uno d'uscita. Il proiettile sarebbe entrato dietro l'orecchio e uscito dalla fronte, quindi dal basso verso l'alto, ma manca il bossolo e quindi l'arma non è ancora stata accertata. Non si sa se sia una pistola o un fucile da caccia. Anche il movente resta ancora sconosciuto. Non si esclude che il 58enne possa essere stato colpito accidentalmente da un proiettile vagante sparato da qualcuno che stava provando un'arma, ma i carabinieri stanno ricostruendo anche i legami passati di Fatos Cenai e non escludono l'agguato per vendetta e a causa di vecchi rancori, magari legati alla vecchia professione dell'uomo. Fino a pochi anni fa era una guardia carceraria in Albania, poi 2 anni e mezzo fa aveva raggiunto la moglie a Fontaniva che lavora come badante. Nessuno screzio e un nuovo lavoro che gli piaceva molto nel maneggio vicino a casa. Un 71enne è morto in un incidente stradale avvenuto intorno alle 12:30 a Travenzuolo, siamo a Verona. La vittima era alla guida del suo scooter che ha avuto una collisione con una macchina. Nell'impatto l'uomo è caduto ed è stato investito da un'altra auto, inutili i soccorsi. Siamo ora sulla Riviera Berica, parliamo ancora di incidenti, coinvolte 4 moto, ferite 4 persone, 2 di queste gravi. Sono ancora ricoverati in gravi condizioni all'ospedale San Bortolo di Vicenza la giovane donna incinta e un bimbo di 10 anni, vittime di un incidente stradale che ha visto complessivamente coinvolte 4 moto. È accaduto poco dopo Campedello sul rettilineo della Riviera Berica verso Londra. La dinamica al vaglio della polizia locale avrebbe accertato un'uscita autonoma di strada della prima moto. Le altre 3 sarebbero state coinvolte successivamente a breve distanza. Feriti in forma minore altri 2 motociclisti di 23 e 37 anni. Una zona questa ben conosciuta dai residenti che attestano la pericolosità del rettilineo che invita ad accelerare oltre i limiti. Il corre veloce qua che è la strada qua, ecco, stanotte, io dicevo di stanotte dell'incidente, insomma ho sentito il colpo e vado già in letto di dormire, sono dopo l'albergo e ho visto un casino. Perché qua il corre di sera, di notte, quando che c'è poco traffico, se la roba ti senti che vuoi, che quelle moto davanti. È sempre pericolosa la strada. Ci sono anche segnali, ci sono le indicazioni, poi se le persone non si rendono conto succede questo. Diciamo che è una strada sulla quale non viene mai fatta una manutenzione seria, diciamo che è una strada che per la portata che ha secondo me sarebbe sicuramente allargare non si può, ma comunque da fare degli interventi sicuramente sì. Intanto volevo ricordare che hanno fatto degli allacciamenti, è stato segnalato, ha calato l'asfalto, qui vibra tutto e praticamente è anche pericoloso, vibra tutto è stato segnalato, ma non, sono sempre venuti con degli asfalti a freddo e non è stato ripristinato. Intanto ricordavo che, visto che mi ha detto di un incidente in moto, che qui più avanti c'è una lapide di uno che aveva fatto un incidente, si è scandato da solo e è morto sul colpo. Poi di notte così sia tanto traffico anche. E succede incidenti dopo se la velocità. Sì, tanto pericolosa. Resi difficoltà anche ad attraversare la strada perché non ha rispetto neanche di anziani. In questa posizione è il primo pezzo rettilineo
fuori città, che è lo stimolo per qualunque persona che voglia correre. Certo. Abbiamo visto delle tracce, ma anche un manto stradale un po' irregolare, andrebbe fatta manutenzione. Come tutte le città, è irregolare qui, ma come in tanti altri posti, insomma. Andrebbe fatto qualcosa in più, visto la tipologia della strada, magari autovelox, controlli, servirebbe qualcosa? No, se si vuole rallentare si devono mettere dei dissuasori o qualche altra forma. Di sicuro l'autovelox non risolve il problema. Domani arriveranno in Veneto 4 bambini tra 1 e 8 anni provenienti dalla striscia di Gaza, feriti e bisognosi di cure mediche altamente specializzate. Saranno presi in carico dalla rete sanitaria grazie al coordinamento della centrale remota operazioni soccorso sanitario in collaborazione col SUEM 118 del Veneto. L'annuncio direttamente dal governatore Luca Zaia. L'azienda ospedaliera di Padova prenderà in carico un bambino di 8 anni con lesioni oculari e un altro piccolo paziente di 2 anni con ustioni e traumi al volto. E aumenta il numero di uffici postali chiusi definitivamente o per parecchi mesi. Il PD denuncia lo smantellamento del servizio in Veneto e chiede che la Regione intervenga con Poste Italiane. Quando tu rappresenti una regione devi andare nelle sedi che contano a dire che i servizi su quella regione non vanno eradicati. Il Partito Democratico striglia l'amministrazione regionale di fronte al progressivo smantellamento di uffici postali in Veneto. Una dismissione del servizio che per i Dem è inaccettabile, colpisce spesso i piccoli centri e le periferie e ha come prime vittime gli utenti più fragili con maggiori difficoltà a spostarsi e a usare l'informatica. Quanti uffici postali hanno chiuso in Veneto? In Veneto fra dicembre del 2024 e gennaio del 2025 abbiamo contato un totale di 67 chiusure, fra chiusure, razionalizzazioni e disattivazioni di doppi turno. Dall'aprile del 2023 al novembre del 2025 ci sono stati inoltre 10.225 giorni totali di chiusura degli uffici postali in Veneto. La provincia più colpita è di gran lunga quella di Treviso con 2.426 giorni di chiusura, seguita dai 1.804 giorni di chiusura di Venezia e i 1.598 di Padova. Secondo la CGIL c'è una precisa politica aziendale. Si vogliono valorizzare sul mercato speculativo e quindi tagliare dipendenti, tagliare uffici per aumentare la redditività, ma questo rischia di essere la morte di Poste Italiane. Perché? Perché la forza di Poste Italiane è il radicamento, la presenza nel territorio. È un dramma. Emanuela Zanatta è una consigliera comunale Dem che ha contribuito alla mobilitazione di Trivignano, località del comune di Venezia, dove la chiusura dell'ufficio postale ha rappresentato la scomparsa di uno dei pochissimi servizi rimasti. Quando si fanno tagli sull'altare del Dio costo-beneficio, si tagliano, si va col rullo compressore sopra queste storie. Se spesso accanto ai cittadini si sono mossi i sindaci di destra e di sinistra, il PD chiede che ora farlo sia la Regione, mettendo sul tavolo tutto il suo peso politico. Noi chiediamo che venga istituito immediatamente un tavolo per fare 2 valutazioni. La prima è quella di capire perché degli uffici postali restano chiusi per 10-11 mila giorni nel totale Veneto, e l'altra parte è capire perché quei quasi 70-80 uffici postali chiusi nella Regione valutare quali sono i territori che va invertita la tendenza e vanno riaperti. San Stino di Livenza, minacce via web, individuato e denunciato l'autore. Con un post sui social ha minacciato di far esplodere il comando di polizia locale di San Stino di Livenza, ma non l'ha passata liscia. La polizia locale infatti ha avviato immediatamente gli accertamenti per risalire alla sua identità, così come a quella degli utenti che hanno commentato con espressioni ritenute diffamatorie. E una volta scoperto chi fosse, è stato denunciato all'autorità giudiziaria per diffamazione aggravata, reato che prevede la reclusione da 6 mesi a 3 anni e una multa non inferiore a 516 euro. È spiacevole constatare che mentre la polizia locale svolge il proprio compito per garantire la sicurezza, ha commentato il sindaco De Stefani, vi sia chi si permette di insultare e minacciare pubblicamente le forze dell'ordine. E ancora, chi commette questi reati, ha dichiarato il comandante della polizia locale Marchesin, spesso non se ne rende conto. C'è la convinzione che sui social si possa scrivere qualsiasi cosa impunemente. Ma non è così. Siamo a Piove di Sacco, una coppia di 18enni neopatentati, una bravata che è finita male.
Forse cercava di realizzare un video che diventasse virale sulla rete. Quello che ha sicuramente guadagnato però è una denuncia e una multa. Siamo a Piove di Sacco, dove nella serata di ieri un 18enne di Chioggia, del Veneziano, ha pensato di viaggiare sul tetto di una Y10 guidata da un 18enne del luogo, filmando il tutto col suo cellulare. Non solo questo, perché i ragazzi hanno anche deciso di sfrecciare davanti al comando dei carabinieri del capoluogo della Saccisica. Gli uomini dell'Arma hanno subito fermato l'auto. Il ragazzo sul tetto, visibilmente ubriaco, è stato controllato ed è stata trovata una modica quantità di hashish. I militari hanno quindi deciso di perquisire l'abitazione del giovane, dove è stato trovato mezzo etto di droga e un bilancino di precisione. Il 18enne è stato quindi denunciato per possesso di droga e multato per ubriachezza molesta. Il conducente della vettura, invece, ha ricevuto una multa per guida pericolosa e inosservanza di trasporto persone, oltre al ritiro della patente e il fermo del mezzo. Siamo alla pagina dedicata agli alpini, vediamo come il gruppo Monte Grappa Battaglione Bassano si sta preparando alla Triveneta di Conegliano. Ci saremo anche noi domenica per la grande sfilata della Triveneta. La nostra presenza vuole essere un po' come quando passa una fanfara che ci scalda il cuore con la musica. Noi non abbiamo la musica, però vogliamo trasmettere delle emozioni, un po' come la fanfara, delle emozioni che con il nostro passo e dei nostri scarponi chiodati, l'incedere, i nostri gesti, i nostri sguardi vogliono far riportare il pubblico a quelli che erano i ragazzi dell'epoca. Oggi tra l'altro è l'anniversario della battaglia all'Ortigara, 10 giugno. Il battaglione Bassano partecipò alla presa del Monte Ortigara perdendo il 70% dei suoi effettivi negli spaventosi assalti a quello che è diventato poi il Calvario degli Alpini e che accoglie sulla propria cima, spazzata dal fuoco, la colonna Mozza con il celebre monito "per non dimenticare". Ed è proprio per onorare la memoria di quanti hanno dato la vita sull'Ortigara, sul Grappa e sulle montagne trasformate nell'ultimo baluardo contro le offensive disperate degli austro-ungarici che i rievocatori del battaglione Bassano sfilano sotto il sole con gli scarponi chiodati e le divise di lana grossa. Diciamo che domenica, magari con la giornata che sarà, sfilare con la lana è uno sforzo, è un piccolo sacrificio che fate per onorare comunque la memoria di quei soldati. Certo, la memoria di quei soldati di quei tempi, ricordiamo anche che comunque Conegliano è stata occupata nell'ultimo anno di guerra, quindi anche la popolazione civile ha patito sofferenze e privazioni indicibili ed è giusto anche a distanza di più di 100 anni ricordare queste persone. Ai piedi del monumento che ricorda il primo sacello di Cimagrappa, quello che accolse la Madonnina e l'allora cardinale Giuseppe Sarto, poi Papa Pio X, sono arrivati anche gli alpini di Borso, pronti pure loro all'appuntamento con Conegliano. Anche noi vogliamo ricordare soprattutto gli avvenimenti che sono successi qua nel Grappa e facciamo un gemellaggio virtuale con gli alpini di Conegliano, insomma, e partecipiamo alla sfilata. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati in nostra compagnia. Dopo di noi, come sempre, il meteo. A tutti l'augurio di una buona serata, arrivederci.